Buonasera a tutti, ciao Francesca, come stiamo? Ciao Paolo, benissimo, grazie. Dunque attendiamo un pochino che arrivi qualcuno. Innanzitutto comunque do già il buonasera, il bentornati. Oggi sarò da solo a fare gli onori di casa per il manifesto sardo, visto che Roberto Loddo non c'è. Insomma, spero di essere un buon padrone di casa, ecco, sicuramente ci proveremo, ecco, a essere dei buoni padroni di casa. Dunque, allora, oggi appunto, come abbiamo comunicato, abbiamo ospite appunto Francesca Sassu. Francesca, noi siamo già collegati da una mezz'oretta buona, ok? Ci stavamo riscaldando, diciamo, giusto? Come ti senti? Tutto a posto? Benissimo, tutto a posto, sì, sì. Senti, allora, questo periodo comunque, insomma, stai lavorando alla grande, insomma, visto che so che stai lavorando tanto, visto comunque anche nel profilo Instagram il progetto comunque sta prendendo piede, giusto? Questo Sì. Progetto Noce Fresca. Noce fresca. Noce Fresca, proprio residenza fresca. È fresca e continua a essere fresca nonostante l'abbiano insomma un po' cercato di rallentare in tutti i modi, ma è molto resiliente e emana freschezza sempre. Visto che sta No. arrivando il caldo, praticamente siamo a posto. Esatto. Sì, sto lavorando parecchio in questo periodo. Io, vabbè, da una parte lavoro per l'ambito teatrale perché faccio consulenza per una cooperativa teatrale e quindi in questo periodo quell'aspetto lì è un po' sicuramente rallentato perché il loro teatro è chiuso e quindi c'è un po' meno lavoro, diciamo, per cui mi sto concentrando quasi totalmente sull'altro versante. Beh, una bella sospensione abbiamo avuto, eh. Sì, abbastanza importante. Senti Franci, allora dunque tu comunque sei innanzitutto un manager culturale, quindi ha ampio spettro, diciamo, comunque le tue specializzazioni, diciamo così, negli anni, tra l'altro ci conosciamo da tanti anni ormai, qualcuno potrebbe dire pure troppi, ma anzi tu potresti dire ma pure troppi ci conosciamo. Non sono mai troppi. Però diciamo che negli anni comunque hai avuto la possibilità, fortunatamente, di ampliare comunque la tua professionalità e le tue professioni. Oltre ovviamente tutte le volte che hai avuto, o meglio, che abbiamo avuto la fortuna che tu curassi comunque dei progetti, tra cui ad esempio insomma, mi vengono in mente, tornando indietro, agli albori, ad esempio anche... Arte e Fiera, esperienza fantastica, bellissima, ma poi insomma forse praticamente la prima esperienza di residenza artista che abbiamo avuto in Sardegna, che poi è stato le Ville Matte, giusto? Quindi insomma il tuo Galeotto fu le Ville Matte. Galeotto fu, è giusto, hai ragione, Galeotto fu. Alla fine c'è rimasta poi questa cosa delle residenze, giusto? È rimasta lì. È rimasta lì, giusto? Quindi Noce Fresca, cos'è questo Noce Fresca? Allora, Noce Fresca è una startup nata l'anno scorso con l'obiettivo di creare in Sardegna un sistema di ospitalità per artisti di tutto il mondo nei borghi rurali della Sardegna. Questo detto molto, molto brevemente. Molto schietto. Nasce un po' appunto dall'esperienza di organizzazione, progettazione di residenze per artisti che ho avuto cioè su più livelli, perché ho iniziato con le Ville Matte, che era un progetto a regia pubblica, quindi dalla provincia di Cagliari, e quindi anche con un bilancio, un finanziamento pubblico. E da lì, siccome il progetto è durato 2 anni, dopodiché per motivazioni politiche di cambio della giunta, cambio di guardia si è interrotto. Io ne ho sofferto molto perché ero molto giovane, ancora molto
sognatrice, lo sono anche adesso, però più con i piedi per terra. E in quel momento avevo lavorato tantissimo pensando ad un progetto nel lungo periodo. E invece dopo 2 anni si era interrotto, per cui questo mi era dispiaciuto molto, tanto che fino ad oggi ho provato in ogni modo a renderlo più continuativo, in modo tale da lavorare sul lungo periodo, che è la cosa che mi interessa di più. E quindi dopo le Ville Matte ho avuto altre esperienze di residenza, per esempio all'interno del Comune di Cagliari, quando ho lavorato sempre come, diciamo, segretario dell'assessore alla cultura, ho supportato il Comune nella realizzazione delle residenze artistiche nell'ambito della programmazione dei musei civici di Cagliari, ma anche della programmazione di Cagliari candidata a capitale europea, eccetera, eccetera. Con un Ci ruolo siamo passati ovviamente tutti molto quanti diverso. lì. Sì, il mio ruolo era però completamente diverso, perché mentre nelle Ville Matte avevo potuto comunque ideare il progetto dalla A alla Z e gestirlo concretamente, ovviamente quando invece lavori dal lato della politica, perché non ero un politico ma ero un tecnico a fianco al politico, è diverso, è una visione molto più distante, che ti consente di avere una visione più ampia, però per un operatore culturale ovviamente non è la stessa cosa, perché è un Non operatore lavori direttamente culturale. sul campo, in realtà. Sì, esatto, quindi io non ero sul campo. È stato un sacrificio che ho fatto molto volentieri, perché è stata un'esperienza importante comunque, che mi ha fatto acquisire anche una visione più ampia. Però poi alla fine di questi anni al comune ho voluto tornare a essere quella che ero prima, e quindi un operatore culturale con una mentalità forse rinnovata grazie alle esperienze fatte. E quindi mi sono dovuta un po' reinventare, perché dopo 5 anni al comune, a parte che avevo conosciuto tantissime persone, ovviamente in quei ruoli lì, cioè ogni giorno passano tante persone. Ma poi Dimmi. ti faccio una domanda, ma ne sei uscita con un'armatura di quelle... Giusto? Cioè, comunque è un'esperienza da un punto di vista formativo, a prescindere, cioè, incredibile, ok? No. Bello brutto, però sicuramente ti ha dato quella forma, insomma, questa robustezza, comunque, ne sei uscita comunque sicuramente molto più forte, ecco. Sì, posso dire di esserne uscita contemporaneamente con le ossa rotte e con la corazza. Cioè ho vissuto entrambi gli aspetti, perché Dura comunque... fuori e morbida e rotta dentro. Sì, esatto. E soprattutto mi sono sentita abbastanza fragile nel momento in cui mi dovevo reinventare, perché comunque le persone mi conoscevano con quel ruolo, quindi sai, ti vedono anche con distanza in certi casi. Invece io mi sentivo, cioè, uguale a prima. Però capita, ho notato questa cosa. Praticamente quando io facevo il segretario dell'assessore, succedeva che incontravo delle persone che conoscevo da anni. In quel momento magari ero a fianco all'assessore. Queste persone non si rendevano conto della mia presenza, perché erano talmente concentrate nel magari volersi relazionare all'autorità che io non... Sparivi praticamente da una parte. Sì, esatto. Senti, ma poi Quindi ho dovuto com'è che... riacquisire un po' ho dovuto riacquisire, ricostruire la mia presenza, ecco. Ecco, dico, alla fine tutto questo percorso poi ti porta a Noce Fresca. Sì, assolutamente, mi ha portato a Noce Fresca, mi ha portato prima, diciamo, a riniziare, a riprendere a poco la mia attività come consulente, manager culturale per associazioni, cooperative, aiutandole magari a scrivere progetti, a trovare fondi, partecipare a bandi, eccetera, organizzare eventi, curare progetti.
E poi però parallelamente inventarmi la mia attività. E quindi sì, il percorso è stato abbastanza lungo, perché sì, per vari motivi. Senti, Che- ma Noce Fresca, quindi come tipologia di residenza, comunque mi è parso di capire che è un po', cioè, diverso da quello a cui siamo abituati e da quello che solitamente hai intrapreso solitamente, cioè, in passato comunque. Sì, è molto diverso, pur trattandosi della stessa materia di cui parlavamo, quella della mobilità degli artisti, delle residenze. Si tratta di un modello di gestione completamente diverso per il quale io ho lavorato molto anche su me stessa, perché comporta un cambiamento anche di mentalità e di approccio. Passare dalla lavorare o per un ente pubblico o per un'associazione no profit, passare invece a concepire il progetto in termini imprenditoriali è un passo che ti richiede una rivoluzione cartesiana. E Senti, quindi tu eri pronta, diciamo, a partire adesso, però insomma, con questa sospensione hai dovuto tra l'altro anche rimodulare un po'. sì, Cioè c'è stato il primo, diciamo, la versione beta, giusto, dove aveva partecipato anche Eleonora Todd, giusto, e Chiara Caredda, è stata una sì, cosa molto interessante. a Guspini. Sì, era Mm. stato un prototipo perché in questo percorso non è facile fare tutto dall'oggi al domani, è necessario fare queste sperimentazioni in scala ridotta per piano piano costruire quello che tu vuoi andare a fare. E quindi sì, avevo iniziato con una residenza di 2 settimane a Guspini 2 anni fa ormai, E sono sì, passati 2 anni, sì. Mm-mm. quasi. Senti, Un invece anno e mezzo. adesso cosa hai dovuto affrontare? Cioè, nel senso, come hai rimodulato, tra virgolette, in questa fase transitoria? In questa fase in cui appunto ero in procinto di definire gli accordi con il primo comune pilota che avrebbe ospitato l'iniziativa, si è tutto completamente bloccato, non solo qui in Sardegna, ma a livello di mobilità tra paesi, cioè che è comunque l'elemento fondamentale su cui si basa il mio progetto. Ho dovuto inizialmente pensavo di attendere, visto che comunque ho atteso parecchio a causa del ritardi nei finanziamenti, eccetera. Quindi mese più, mese meno a quel punto, però non ce la facevo più ad aspettare, quindi volevo fare qualcosa. E anche in un certo modo continuare a lavorare in un periodo di difficoltà, offrire dei servizi anche in un periodo di difficoltà. Stabilire quindi dei rapporti con gli artisti in questo momento critico. Senti, quindi cosa possiamo aspettare adesso cioè, qual è il passo successivo, diciamo? Sì, perché effettivamente non ho detto che cosa sto facendo. Cioè, quello che sto facendo in questo momento è realizzare delle residenze online, quindi totalmente virtuali, a distanza, per cui in questo momento 3 artisti, per esempio un artista dall'Estonia, una dalla Russia e una dalla Romania, sono in residenza in Sardegna, però non sono in Sardegna. Ci sono con lo spirito, dice, con la ricerca ci sono. Esatto, Senti, ma esattamente. sono tutti stranieri. Tutti stranieri, sì. Anche se no, in realtà una di loro è italiana, però adesso è a Tallinn perché per via del lockdown si ritrovava lì in quel momento in Mm. residenza a Tallinn ed ha deciso di rimanere. Poi nel secondo ciclo ci sarà un portoghese, una slovacca e un'italiana. Ho capito, ho capito. Beh, comunque, insomma, innanzitutto in bocca al lupo, Francesca, perché insomma, aspettiamo questa cosa. Poi, sai, quando le vedi un po' più da vicino, insomma, in questo mi sento fortunato, insomma, si aspetta anche che le cose vadano per il verso giusto. Senti, Francesca, hai parlato di difficoltà, diciamo, giusto? Sì. Perché hai incontrato delle difficoltà per caso? Oh, Dio! Quali sono queste difficoltà? Parlaci insomma dell'esperienza, perché insomma, è una cosa che secondo me può essere molto utile, soprattutto
non solo gli artisti, insomma, i giovani artisti, ma anche ovviamente i giovani operatori in generale che magari stanno iniziando, vogliono iniziare, insomma, sicuramente può essere un punto di vista non indifferente con la tua esperienza. Allora, le difficoltà che ho incontrato sono state diverse. La prima è sicuramente le tempistiche di finanziamento, perché io nel 2017, nel mese di settembre, ho scritto la richiesta di finanziamento per questo bando della Regione Sardegna, che però utilizzava dei fondi europei, e ho avuto risposta, cioè ho avuto il finanziamento a dicembre del 2019. Ovvero 2 anni e 3 mesi dopo. 2 anni e 3 mesi dopo. Pronti, praticamente, sono stati lì velocissimi praticamente. Rapidi come McDonald's. Cioè impensabile in una società dove davvero il mercato cambia dall'oggi al domani, e non parlo nemmeno del mercato nelle arti visive, comunque nell'ambito culturale, ma è impensabile una cosa del genere. Ma come mai? Cioè, sono queste le tempistiche? Cioè, è così. Guarda, io comunque avevo lavorato per 12 anni negli enti pubblici, sia regione, provincia, comune. Non avevo, cioè sì, avevo visto dei ritardi, però non mi era mai capitato di vedere un ritardo così grande. Per cui anche per quello io non me l'aspettavo, capito? Eri fiduciosa comunque. Ho detto, sì, massimo un annetto e inizio. Tant'è che non ho preso neanche lavori che mi impegnassero più di tanto, perché stavo per iniziare. Ogni giorno stavo per iniziare, però passavano mesi. Anche perché poi, Francesca, cos'è che, come posso dire, preme di più quando... Cioè, allora, a parte la voglia di iniziare un nuovo progetto, perché di fatto è sempre bello, interessante, condivisione con artisti, con altri operatori, i luoghi, eccetera. Però cos'è che... Cioè, a un certo punto, cosa succede? Manca qualcosa, perché se si dilatano così tanto i tempi, manca è qualcosa. pericoloso. Molto. Rischi che ti manchi la motivazione, semplicemente, perché già si tratta di progetti abbastanza rischiosi. Non stai aprendo un bar o una qualsiasi attività tradizionale. Stai cercando di fare un progetto innovativo e che quindi non sai che esito avrà. Quindi già è un atto di coraggio che ti capita magari in quel momento in cui scrivi la domanda e non è detto che ti duri per 2 anni questa motivazione. Nel mio caso, per fortuna, sono riuscita ad alimentarla sempre, con up and down, però alla fine ce l'ho fatta. Senti, la prima esperienza quindi che hai fatto come Lia Guspini, avevi già, diciamo, ricevuto il sostegno, o ancora lì con la prima esperienza sei partita così, arma bianca, come si dice, insomma, sì. senza niente, nuda, cioè senza niente. All'arrembaggio. Esatto, perché allora io in questi 2 anni di attesa ho cercato di sfruttarli in qualche modo, quindi ho fatto un po' di formazione, frequentato diversi incubatori per imprese, quindi usufruito di servizi di accompagnamento, consulenze, formazione, eccetera. Tra queste, la prima a cui avevo partecipato era quella di Matera, dell'incubatore di imprese creative di Casa Natural, che mi aveva in 3 giorni praticamente dato una serie di consigli e mi aveva accompagnato nell'ideare un primo prototipo, perché loro sostengono quando tu hai un'idea la devi provare, è inutile che continui a teorizzare, progettare, cioè devi provarla anche in piccolo, però ti devi buttare, insomma. Sì, perché capisci qualcosa che poi ti fa andare avanti, ti fa modificare qualche aspetto. L'imprenditoria ha a che fare con la pratica. Certo che necessita di testa, di studio, di progettazione, però deve andare di pari passo con la pratica, anche perché ti dà energia. Cioè, vedere qualcosa di concreto ti dà energia per sostiene emotivamente. sì, se no se continui a farti le seghe mentali di come potrebbe essere il tuo progetto, cioè alla fine ti logora. Beh, bisogna buttarsi, perché effettivamente questo lo condivido tantissimo. Quando insomma si ha un progetto, un'idea, certo
non bisogna magari, almeno questo parlo per me, poi ovviamente ognuno, bisogna avere, diciamo, i piedi sicuramente saldi in terra, però a un certo punto bisogna comunque buttarsi, perché sennò effettivamente, insomma, se ci facciamo troppi problemi, insomma, rischiamo davvero di perdere la motivazione. Ma non solo, secondo me c'è anche un altro aspetto. Nel mentre che si sta progettando, e alla fine di cose insieme ne abbiamo visto talmente tante che c'è di avere esperienze comuni, cioè pensando a tutti quei comuni e quelle realtà che si sono volute coinvolgere, poi a un certo punto anche loro perdono, perché vedono hanno una prospettiva di un certo tipo, di iniziare un'attività culturale, quindi che può portare anche da un certo punto di vista delle visite, insomma una differenza, visione dell'immagine del proprio luogo, insomma del proprio paese, del proprio territorio. Poi però non si inizia mai, anche loro perdono, cioè non riguarda soltanto gli operatori, cioè riguarda anche i territori che ospitano. Certo, verissimo, assolutamente. Senti, secondo te, allora, di fatto tu stai procedendo per un'attività comunque ovviamente professionale, ma in regola in tutto, per capirci, cioè è un'attività riconosciuta a tutti gli effetti. Quindi l'obiettivo di fatto è quello di essere più autonoma rispetto a quelli che sono i soliti, come posso dire, il solito fare attendo il contributo pubblico, il contributo comunale. Assolutamente, assolutamente, nasce proprio da questa esigenza, ma proprio per l'esperienza provata sul campo, cioè sul fatto che appunto non solo i ritardi, ma anche l'intermittenza delle politiche non ti permettono di lavorare sul lungo periodo, cioè quindi diventi una meteora. Diventi comunque un'esperienza che per magari un piccolo comune è memorabile, ma che risulta un qualcosa di effimero, che è successo una volta e che non va a integrarsi nella vita di quella realtà. Invece a me quello che piacerebbe è proprio fare qualcosa di più duraturo. E quindi sì, costruire un modello che sia sostenibile, anche economicamente, a prescindere dal finanziamento locale, che si apra all'aspetto internazionale. Nel caso delle residenze si apre a tutto il sistema delle borse di studio internazionali che in tanti paesi sono diffuse, a differenza dell'Italia dove ancora stentano un po' a decollare, però ci sono tanti paesi in cui comunque gli artisti hanno modo anche di accedere a un sostegno che gli permette anche di fare esperienze di crescita, residenze, ma non solo, di viaggiare, di fare mostre fuori, o semplicemente, che ne so, di affittarsi uno studio, di poter lavorare, cioè un sostegno all'artista in quanto artista, persona individuale, professionista, non necessariamente membro di un'associazione che organizza festival, progetti, come magari qui è, che appena un artista pensa di fare qualcosa con i fondi pubblici dice apro un'associazione. Infatti, ma perché non so, non viene visto ancora, cioè si fatica comunque a vederla come ecco, che lavoro fai? Faccio l'artista, mi occupo di questo, mi occupo di arte, ok. È che poi fa anche ridere, perché di fatto viviamo in un paese dove siamo, diciamo, dobbiamo tutelare, siamo custodi comunque di un patrimonio non indifferente. E stranamente, e qui c'è da ridere alla fine, proprio questa parte noi la vediamo, cioè, in generale per l'opinione pubblica, se operi nell'ambito dell'arte perché non sapevi cos'altro fare. Cioè sei un po', cosa fai? Faccio l'artista, vabbè, ma di lavoro cos'è che fai? Cioè, insomma, queste cose sono davvero ancora all'ordine del giorno, purtroppo. Però è una domanda valida. Perché certo, io adesso mi metto in mezzo e dico, è un po' anche colpa nostra, perché in generale dico di tutto il settore, perché io sto pensando, guardando noi qui in Sardegna, di fatto persone che dicono apro la mia attività in quel senso, la mia attività è quella, con tutti i crismi eccetera, poi ovviamente consapevole di tutte le difficoltà che ci sono, però di fatto rimanendo sempre su quel limbo del
voglio fare quello, però da un'altra parte faccio un altro lavoro, perché poi c'è anche la necessità di fare anche un altro lavoro. Sì, Purtroppo insomma, si viene sempre riconosciuto, o meglio, non si viene mai riconosciuti come ecco, quelli che fanno effettivamente l'artista o l'operatore culturale nell'ambito dell'arte, perché fanno quel lavoro. Ecco, tal senso. sì. È lunga la strada per l'autonomia in tal senso. Molto, molto lunga. Senti, Bisogna anche aprirsi, secondo me, ad altri ambiti, cioè l'arte non è un mondo a sé, non deve essere un mondo a sé, un ghetto, con la galleria dove vanno i soliti addetti ai lavori, completamente isolata da tutto il resto. No, niente contro le gallerie, non anche perché fraintendere. abbiamo talmente poche di spazi. Assolutamente, preziosissimo. Però dico che l'arte cioè lavorare con l'arte e cercare l'autonomia, secondo me, significa anche aprirsi ad altri ambiti. Cioè, nel mio caso, non so, io cercherò di farlo. Altri ambiti che possono anche generare molto concretamente delle entrate. Cioè, non solo andare a cercare, a chiedere il finanziamento, sia pubblico che poi privato, per esempio, che qui è ancora poco diffuso, ma generare delle entrate, perché no? Cioè l'arte perché non può interagire con altri mondi, come, che ne so, la moda o il cibo, può interagire, può dare contenuto, anzi, spessore a questi ambiti. Cioè, secondo me l'integrazione tra vari mondi può aiutare ogni singolo, cioè senza ragionare per compartimenti stagni. Ogni ambito si aiuta l'altro in un modo. Di fatto parliamo comunque di un settore che vive di condivisione. Quindi dovrebbe essere una cosa molto naturale, di fatto. Dovrebbe venire in maniera se invece molto sta naturale. solo lì nel suo cantuccio a parlarsi addosso, cioè ha un potenziale enorme, cioè perché? Perché deve stare lì a parlarsi addosso se l'arte può comunicare col mondo intero? Questa è la mia idea. Senti, allora, facciamo il caso, io sono un giovanissimo, dalla barba ovviamente non si può dire questo, però ti chiedo, ma signora Sasso, dottoressa Sasso, ma cosa mi consiglia adesso? Ma io voglio iniziare a lavorare nell'ambito dell'arte, come operatore in generale, tu cosa gli dici? Oddio, Questa pausa è brutta. Beh, sicuramente, dipende, sì, dipende. Se vuole fare l'imprenditore, intendi? L'imprenditore. Diciamo così, vuole lavorare nell'ambito dell'arte, insomma, in qualche modo, magari come stai facendo anche tu, no? Parallelamente, ecco. Cosa ti senti di dirgli? Allora, sicuramente di studiare, approfondire quello che deve fare. Ci sono tantissime occasioni, opportunità per farlo. Non solo a livello teorico, a livello ovviamente di basi tipo università, accademia, master, eccetera, ma poi quando decidi nella pratica di fare un progetto, come ho fatto io per esempio, io ho potuto, su questo, cioè, comunico buone notizie, cioè, c'è un'abbondanza di programmi in aiuto e in sostegno a chi ha un'idea e vuole trasformarla in un progetto, in un'attività. Tanti programmi anche di qualità, io ne ho frequentato diversi perché nell'attesa che arrivasse il finanziamento dico vabbè, sfrutto il periodo, ho fatto 3 o 4 tipo di queste cose, fra un po' lo posso fare io il corso, cioè, perché ne ho fatto talmente tanti, però consiglio di farne almeno uno, ecco, perché ti aiuta a confrontarti con altre persone che hanno anche loro delle idee e passare dall'idea all'azione è veramente difficile, cioè non è così facile. L'idea ce l'abbiamo comunque. tutti, una bella idea. Capisco benissimo. Ogni giorno.
Senti Franci, allora passiamo all'ultima parte, diciamo, che insomma, la situazione che ci troviamo in questo momento. Noi abitiamo a Cagliari, insomma, la città di Cagliari, lavoriamo qua. Secondo te cosa possiamo ipotizzare adesso, dopo questo momento? Insomma, ci auguriamo ovviamente una ripresa di tutti gli eventi nelle arti, quindi ovviamente non solo nelle arti visive, ma insomma, nel teatro, nel cinema, nella letteratura, in qualsiasi cosa, comunque nell'ambito musicale. Secondo te, visto, cioè possiamo prenderla un po' come, cioè si può prendere come lezione, tra virgolette, dove si è potuto ragionare su elementi o cose che magari non hanno funzionato in precedenza da poter attuare, ecco, attualmente, qualcosa che possiamo ipotizzare, ecco. Sì, allora secondo me questo periodo, cioè non solo secondo me, secondo tantissime persone, ho sentito anche con cui ho parlato personalmente, è stato importante perché è stato un periodo di introspezione in cui siamo stati tutti obbligati a fermarci, tutti obbligati a stare nel A momento. stare per forza. Sì, ed è una competenza stare, è una capacità importante, perché se stai nel momento capisci tante cose, puoi apportare di più come persona, qualcosa di personale, di tuo. E secondo me tutto questo periodo di introspezione poi avrà in qualche modo un'esplosione, cioè mi aspetto che un giorno o l'altro si vedrà fiorire tutto questo. Dici che abbiamo preso un po' più di consapevolezza di quello che siamo e magari, insomma, ci proporremo con un po' più di forza. Sì, Che dici? secondo me sì. Poi ho notato anche che c'è anche più importanza, nel caso proprio dell'arte, al processo, alla ricerca, a quello che c'è dietro l'opera, che viene reso visibile. Cioè anche gallerie importanti, iper commerciali, cioè leader nel mercato internazionale dell'arte, stanno facendo degli eventi tipo Open Studio, cioè eventi dove si dà importanza non all'opera finale, quindi alla mostra come prodotto, ma a tutto il processo che c'è dietro, la ricerca, le domande che si pone un artista, che è la cosa più interessante e soprattutto che ti fa comprendere ancora meglio quell'opera, che molto spesso viene vissuta in maniera superficiale, al vernissage, quindi io mi aspetterei, sì, magari non solo mostre, ecco, non solo mostre, cioè qualcosa di più che crei maggiore confronto, maggiore anche dubbi, maggiori dubbi, domande. Senti, e la città in sé, che poi insomma può essere ovviamente distinta fra, insomma, come è giusto poi che sia, fra cittadini, ok? Poi possiamo parlare di Cagliari come città in sé o Cagliari, insomma, città metropolitana, insomma, ormai l'obiettivo Sì. poi è quello, bisogna ragionare comunque un po' in maniera più ampia. Però sia come cittadini, ma anche come, ovviamente, come cioè, l'ambito governativo, ecco. Secondo te cos'è che si dovrebbe cambiare eventualmente? Perché comunque fino adesso c'è stato un approccio, appunto, come anche tu un po' hai descritto, cioè l'opera è quella, prendo, guardo, prendo e me ne vado. Non c'è tutto questo interesse, se non ovviamente da parte di noi operatori stessi, no? La domandona che ho fatto. Una domandona, sì. Una domandona. Non so perché quando l'hai detto la prima cosa che mi è venuta in mente è il tema della Galleria Comunale di Cagliari. Perché se parlando di arte, parlando di istituzioni, mi viene in mente quella. Ok. A me piacerebbe che quella galleria, innanzitutto, che si avvii e si concluda presto il progetto di ampliamento del museo.
quella, cioè dici la parte delle grotte, dei grottoni? Grottoni? Non solo, perché è previsto tutto un ampliamento anche nella zona parcheggio retrostante. Ah sì, ok. Che consentirebbe alla galleria di non essere vincolata a quella collezione permanente che sappiamo non si può spostare e che comunque rende molto limitante l'attività del museo. Vabbè, anche se qualche cambiamento qualche volta, cioè in certe occasioni l'hanno fatto. Cioè. Cambiamento però sempre come inserimenti di opere all'interno di quella collezione oppure di cambiamento di allestimento, però le opere sono quelle. Non per dirti come al MAN, dove la collezione magari permanente è stata smobilitata per fare le mostre. Non lo consente perché c'è un accordo con gli eredi, con i proprietari. Ma hanno anche un'autonomia comunque diversa di fatto. È quello a cui voglio arrivare, esattamente. Ok, via. Sì, secondo me la Galleria Comunale deve essere un museo a tutti gli effetti. In questo momento è un braccio dell'assessorato alla cultura, cioè un ufficio con tutta la burocrazia che qualsiasi servizio singolo di un assessorato ha. E anche con poco budget, se vogliamo aggiungere. E quindi, secondo me, dovrebbe diventare un'istituzione a sé, così come il MAN a Nuoro, con un direttore nominato esterno oppure interno, non lo so. A bando come avviene solitamente insomma, per i musei. Infatti. Sì. Perché in questo modo deve essere più snella la gestione di quella galleria, deve poter avere un ruolo molto più importante. Beh, di fatto basta guardare anche altri esempi, cioè in tal senso, che poi non, adesso, così per farne uno, da quando, ad esempio, il MAC di Calasetta, no? Che diciamo, è diretto da Fiso Carbone, beh, di fatto comunque da quando c'è stata cioè, l'hanno aperto in un qualche modo, ha un modo diverso anche di vedere in termini di direzione, probabilmente sta affrontando comunque una vita totalmente diversa, sicuramente, no? O come, mi viene in mente anche il Nivola, di fatto comunque, vabbè, il Nivola è sempre stato, insomma, molto interessante, però ha acquistato comunque sicuramente, acquistando in autonomia, riescono a proporre comunque cose sicuramente più fresche. E certo, come lo stesso Exma, comunque, quando è passato dall'essere gestito, diciamo, politicamente, per cui chi lo gestiva, i privati che lo gestivano dovevano semplicemente fare i servizi aggiuntivi, la didattica, il guardaroba, eccetera, ma non incidevano minimamente sulla programmazione. È passato ad avere invece una sua autonomia di programmazione, un suo direttore artistico, Simona Campus. Allora, lì si può fare un lavoro. Poi quando è arrivata Simona, fortunatamente per noi ha cambiato tanto e ci ha dato, insomma, tante... Cioè è un luogo forte comunque, sicuramente c'ha spessore. È bello. Sì, esatto, ed è solo l'inizio, cioè potrà crescere. Poi ovviamente anche lì ci sono problemi di investimenti, di budget, quelli mi sa che non sono anche maggiori. un po' tutti. Beh, di fatto la cosa che anticipi che ipotizzi sulla questione galleria comunale mi fa venire in mente una cosa. Cagliari di fatto è, insomma, una città di una certa dimensione, una notevole, insomma, dimensione, con una sua importanza che di fatto comunque non ha un museo dell'arte contemporanea. Non ce l'ha. Infatti, esattamente. E questo, insomma, ci potrebbe aprire, insomma, di porte non indifferenti. Sarebbe bello. Sarebbe molto, molto, molto bello, sì. Ancora non se ne parla molto di questa cosa. Cioè, non dici se ne è mai parlato molto. Ma come museo dell'arte contemporanea o per quanto riguarda la galleria comunale? Sull'autonomia della galleria comunale. Secondo me perché non c'è, innanzitutto secondo me ancora non c'è questa volontà, o magari non se ne percepisce forse tutto quello di buono che ne può venire comunque in tal senso. Sì. Insomma, l'autonomia porterebbe sicuramente una ventata non indifferente. Senti, a questo punto ti chiedo una cosa. Allora, innanzitutto ti ringrazio per esserti resa disponibile. Francesca, tu sei sempre estremamente gentile, io di questo insomma ne sono felice e ti ringrazio sempre. In merito a Noce Fresca, se qualcuno volesse avere qualche
qualche contatto, Sì. qualche informazione. Fammi vedere che scrivo a Francesca Sassu, vediamo dove Allora, devono andare. sì, allora, innanzitutto il sito è in costruzione, perché quello attuale non guardatelo neanche perché è una pagina vecchia del famoso test beta. Quindi è in costruzione, sta per essere pubblicato nel giro di qualche settimana, un mese, non lo so ancora. Dipende dal lockdown. Praticamente, quindi nell'attesa, consiglio di seguire i social, Facebook e soprattutto Instagram, che è un po' più attivo, soprattutto in questo periodo, perché ci saranno gli open studio degli artisti in residenza virtuale 13, 14 e 15 maggio sul profilo Noce Fresca. Scrivetemi quando volete direttamente lì. Numerosissimi, siate numerosi. Eh sì, mi piacerebbe che questi open studio fossero visti, che ci fosse un po' un dibattito, perché è importante. Ce n'è bisogno di dibattiti e di confronti, sicuramente. Allora, Francesca, io ti ringrazio anche le persone che hanno, insomma, avuto pazienza nell'ascoltarci, non tanto per te, ma per me, io mi annoierei anch'io a ascoltarmi a volte. E quindi niente, ringrazio tutti e ovviamente spero di essere stato un buon padrone di casa per il manifesto sardo. Ringrazio nuovamente Francesca Sassu, a cui auguro ovviamente tutte le migliori cose e assolutamente buon lavoro e in bocca al lupo, Francesca. Grazie, viva il lupo. Grazie. Ciao a tutti, allora, buona serata. Grazie. Ciao, ciao.